aspettando questo mandolino. Ora che non c'era sempre casa lui, e sto aspettando e sto giardino, che non lo fa sapere. Siamo in compagnia di uno degli ultimi grandi rappresentanti della canzone napoletana, Mario Maglione, non a caso definito erede spirituale di Roberto Murolo. Maestro Maglione, cosa ci può dire a proposito? E cosa posso dire? A parte di questa spiritualità, per me è solo un onore, qualcosa di straordinario, di bellissimo. Più che altro che io la spiritualità la vorrei la vorrei affinare con il rapporto bellissimo che ho avuto col grande maestro per oltre 30 anni e oltre, 35, perché per me questa amicizia continua ancora, anche se il maestro non c'è più. Allora di 35 anni di grande amicizia, molto intensa e molto bella, al di là dell'eredità, della continuità. Il maestro, io lo dico sempre, era unico e unico rimarrà. Poi noi continuiamo a portare avanti la tradizione napoletana. Mario Maglione, legandoci a un aneddoto, attualmente suona con una Calace del 56, ce ne può raccontare? Ma io questa Calassia 56 la uso a casa principalmente, la tengo per me perché c'è un ricordo molto bello con questa chitarra. Ce l'ho col grande Mario Scarpetta. Un giorno io incontrai Mario, lui veniva qui nel palazzo di casa mia, veniva perché il suo tecnico si trovava aveva il laboratorio in questo palazzo. Mi bussa alla porta, mi chiama e fa: Maretti, da già vicino a cosa? Tu quasi intendo, tu suona la chitarra, cioè una chitarra un amico mica se la vuole vendere e non andai vicino a mani sbagliate, voglio che ti accatto tu. E io dissi: Mario, non ti preoccupare, mi misi d'accordo con questo suo amico e me la comprai. Al di là che fece secondo me un affare bellissimo perché è una chitarra straordinaria, ma mi lega questo grande affetto con questo straordinario col grande Mario Scarpetta che non c'è più. Mario Maglione, qual è la sua visione attuale a proposito della canzone napoletana in teatro? Ma la visione rimane come un grande cimelio e poi insomma e tutti devono una grande enciclopedia che tutti devono assolutamente sempre andare a sfogliare e cantarle, assolutamente. Poi ci sono evoluzioni, oggi c'è una contaminazione esagerata nella canzone napoletana. Ciò vuol dire che nel bene e nel male questa canzone classica rimane sempre lì. Ci sono i neomelodici che oggi attualmente insomma cantano una Napoli attuale. Tutti a volte ce l'hanno terribilmente, ma perché non dobbiamo averci i neomelodici? Loro cantano, sono straordinari nel cantare quello che accade e quello che avviene oggi nei giovani. Perciò assolutamente bisogna lasciarli stare. E l'opinione del cantante di tradizione, del cantante paladino della canzone classica napoletana nei riguardi di questi musical modello Claudio Mattone che continuano a proliferare nelle sale napoletane, qual è? Ecco, allora, Claudio ha scritto Scugnizzi, penso, oltre 20 anni fa, no? Poi, forse si può dire che in un certo senso era anche un po' leggermente, il film ha avuto un successo, poi lui ci ha provato, cioè Scugnizzi non è partito alla grande, man mano ha avuto poi un grande successo, proprio perché c'è l'identificazione di quello che accade oggi. Cosa mancherà nel futuro ai cantanti napoletani di personaggi come Roberto Murolo e Sergio Bruni? Ma io credo che ogni momento ha la sua storia, ha i suoi grandi personaggi. I grandi personaggi dei primi del Novecento, come prima ancora, sono stati Pasquariello, nel Novecento, negli anni 50 sono stati Roberto Murolo, è stato Sergio Bruno, è stato Aurelio Fierro. E oggi in una maniera più in sordina perché l'evoluzione della musica proprio, come dire, si è scandagliata, cioè è proprio larga, oggi ci sono tanti generi, tantissimi, prima ne esisteva uno solo, oggi ce ne sono 100.000, allora forse non c'è più quel grande successo, ma noi navighiamo bene, tutti quanti, in ogni genere. Per il futuro cosa prevede? Guarda, sinceramente non lo so. Io continuo a fare, per quanto mi riguarda, io voglio continuare e morire, mi auguro, tra 100 anni, cantando sempre questi classici, perché poi dei portabandiere ci devono assolutamente essere. Non siamo ultra popolari, forse neanche popolari, ma siamo un po' noti, portando avanti questo genere. Questo è di continuare a portare avanti quello che può essere, che devo dire, io non mi stancherò mai di fare T'aggia voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, e
via dicendo, insomma, rimarrà questo è un tesoro inestimabile, che anche fra 1000 anni qualcuno che canterà tutto robottizzato, ma robotizzerà Reginella. Zitto, 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 che si allucca, a gente che non sa niente può sentire.